Carmelo Cantone, riconfermato alla guida dell'Associazione dei Bed and Breakfast della provincia di Agrigento nel corso di una affollatissima riunione. Con lui è stato eletto vicepresidente Giovanni Lopez, segretario Francesco Contaldi, tesoriere Sara Gueli, consigliere Yolanda Cannizzo. Ascoltiamo Carmelo Cantone ai nostri microfoni. Riconfermato presidente dell'Associazione B&B di Agrigento. Grande soddisfazione perché c'è stata una massiva partecipazione dei soci che hanno votato questo nuovo direttivo all'unanimità, riconoscendo un grande lavoro svolto negli anni. Questa è la prova provata che è un'associazione dinamica, un'associazione che riconosce che è uno dei pochi punti di riferimento seri e professionali per la categoria. L'ABBA infatti è disponibile a titolo gratuito H24 per tutte le strutture extraricettive della provincia di Agrigento. È noto infatti che oggi non è più facile come una volta districarsi nel complicato panorama dei balzelli burocratici. L'ABBA a titolo gratuito rappresenta proprio un punto di riferimento sicuro, legale, professionale per poter avviare serenamente una struttura extraricettiva. Con noi anche il vicepresidente eletto. Sì, salve. Sicuramente è stato bello, intanto ribadisco il concetto della grande partecipazione che c'è stata appunto dei soci, ma anche gente interessata che è venuta un po' a curiosare per capire un attimino meglio quello che noi facciamo, come operiamo. Evidentemente abbiamo dato prova anche negli anni passati, insomma, di essere comunque un po' un faro nella giungla, insomma, che c'è sia a livello agrigentino che provinciale in generale nel mondo della ricettività alberghiera. È un territorio difficile Agrigento, come intendete muovervi? Intanto già siamo presenti da 3 anni, continueremo l'opera già iniziata negli anni scorsi, fornendo appunto un input di coesione, di lavoro comune perché tutti operiamo. Noi, il nostro motto, caro direttore, non è quello di vedere concorrenti le altre strutture, ma partner di un progetto comune. Agrigento, la ricettività ad Agrigento. Oggi Agrigento vede un trend positivo. A noi mostrare il massimo della professionalità e indirizzare verso questo modus operandi tutte le strutture della provincia. In vista anche di Agrigento 2020, sarà un momento che dovrebbe essere di gloria per la vostra associazione. Guarda cosa è successo a Matera, con i Sassi di Matera, un anno prima che diventi capitale della cultura, già hanno decuplicato l'economia. Certo, Agrigento 2020 è un traguardo al quale non possiamo presentarci impreparati, lavoriamo, ma credetemi, con molta umiltà, a prescindere da Agrigento 2020, quello che noi vogliamo fare è qualificare al massimo le strutture alberghiere ed extra alberghiere, in modo tale da far ricordare Agrigento come una vacanza piacevole, non come un incubo passato in Sicilia.